Era particolarmente emozionato ieri il procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella durante la cerimonia di nomina avvenuta alla presenza dei vertici del Tribunale, presieduta dal presidente Pietro Maria Falcone e dal procuratore Luigi Patronaggio e di una sala gremita di avvocati, magistrati, amici, familiari e davanti al collegio penale. Vella ha voluto ricordare i momenti più difficoltosi che lo hanno portato alla nomina, la vicinanza della famiglia anche in momenti di sconforto. Vella ha anche lanciato strali contro i gruppi di potere che lavorano di nascosto con pezzi di istituzioni deviate, vi staneremo, ha detto. Vella ha anche dichiarato nel suo discorso di insediamento: ho sempre amato il mio lavoro, anche per il nome, ci chiamano procuratori della Repubblica perché siamo chiamati a servirla. Lunga come sempre è stata la lista dei ringraziamenti, dai colleghi al suo maestro Dino Petralia, agli ex vertici dell'ufficio Renato Di Natale e Ignazio Fonso, fino all'ex imprenditore Ignazio Cusò, testimone di giustizia presente in aula, che proprio col supporto di Vella iniziò negli anni scorsi la sua collaborazione con gli inquirenti fino all'arresto e alla condanna dei suoi estortori. Il dottore Vella è la speranza per questa terra, il dottore Vella è la persona fra le persone. E non è soltanto un magistrato, un giudice, è una persona che sta in mezzo alla gente, a prescindere di quello il rapporto che c'è stato con il dottore Vella con i processi, ma il dottore Vella umanamente ti fa capire che le istituzioni sono presenti in questo territorio. Il dottore Vella secondo me è l'incarnato nella giustizia e questa terra ha bisogno di giustizia e legalità. Io sono fortemente convinto, e lo dirò sempre, sono fiero di essere siciliano e difendo la mia terra. È quello che sta facendo il dottore Vella. Mi ricordo che abbiamo fatto tantissime manifestazioni assieme, ma in una delle tante manifestazioni una ragazza chiede al dottore Vella: lei è stato felice? E sei stato felice quante volte? Il dottore Vella dice: io sono stato felice sì tantissime volte, felice ma felicissimo 3 volte. 1 quando sono nate le mie figlie, e credo per ogni padre la nascita dei figli. 2 quando ho vinto il concorso in magistratura. 3 quando ho interrogato Ignazio Cutrò. Io in quel momento non ho capito e ho fatto una domanda: ma perché dottore Vella? Guarda, noi come magistrati non eravamo abituati a fare delle domande e avere subito delle risposte, perché purtroppo nella nostra terra gli imprenditori pagano, magari vengono scoperti dagli inquirenti con dei video e negano l'evidenza. Invece questo non deve succedere, dobbiamo denunciare per i nostri figli, perché io quando arrivo a casa ho il coraggio di guardare i miei figli negli occhi perché ho denunciato. Denunciate per i vostri figli e in culo alla mafia. Come è finita con la scorta? Lei mi pare che era sotto scorta, poi gliel'hanno tolto, poi c'è stato un intervento, diciamo, credo in prefettura. Ecco, qual è attualmente la sua situazione? No, non hanno tolto, hanno fatto solo una declassificazione della scorta da 3° a 4° livello, ma come ho sempre dichiarato ringrazio Sua Eccellenza il prefetto Caputo, ma al momento che non capisco perché, ma loro hanno fatto le loro valutazioni, hanno tolto la scorta alla mia familiare. Credo che da parte mia come padre non intendo più servirmene della scorta, quindi loro sono dietro, ma io come oggi sono qua solo, se esco e non mi vedono io mi faccio la mia vita, e anzi ho chiesto al prefetto che mi tolga la scorta, perché se i mafiosi devono colpire me, non devono colpire la mia famiglia.